Anche l'Under 14 maschile a Vicenza ha festeggiato il proprio campione provinciale. Si tratta dello Schio Sport di Remigio Grotto, che nella finale di Creazzo ha sconfitto il Bassano Volley per 3-1. Ci speravamo, però sinceramente in finale abbiamo trovato un Bassano veramente molto forte, che forse in alcuni aspetti aveva anche qualcosa più di noi, quindi veramente siamo stati bravi a sbagliare meno di loro nei momenti decisivi e a vincere. Comunque complimenti veramente anche al Bassano, perché non me l'aspettavo così forte. Il settore giovanile è da sempre il grande serbatoio della società di Schio. Ecco quanto lavorano settimanalmente i ragazzi dell'Under 14. Facciamo 4 allenamenti alla settimana e in vista di partite importanti anche 5 del sabato, 2 ore. Il tecnico Grotto conferma che il movimento provinciale maschile a Vicenza sta crescendo e molte società si stanno facendo concorrenza. Sinceramente devo dire che in provincia vedo che veramente la pallavolo maschile sta crescendo anche come qualità, ecco. Perché abbiamo il tempo del campionato Under 13, quindi l'anno 14 il prossimo anno, dove difficilmente saremo presenti nella finale il prossimo anno, perché ci sono 4-5 squadre che stanno davanti a noi in classifica quest'anno Under 13, quindi dal punto di vista del pallavolo maschile sono felice. Passando ai secondi classificati di Bassano, società in netta ripresa per quanto riguarda il giovanile maschile, l'allenatore chiarisce subito quali sono i primi obiettivi societari nel vivaio. Ma abbiamo cominciato a fare un lavoro di un po' cernita, di conoscenza sul territorio. Adesso ci sono delle idee per il prossimo anno che vogliamo andare a sviluppare. Sicuramente una delle cose che dobbiamo sistemare è riuscire a dare a tutto il settore una vera e propria qualità tecnica e qualità anche a livello educativo nella pallavolo, nel senso che quando vengono in palestra sanno per cosa vengono appunto nel luogo che frequentano ogni giorno, e questo porta poi a degli obiettivi a lungo termine. Terzi classificati i ragazzi del Volley Ardens di Bolzano Vicentino, molto soddisfatti del risultato conseguito. Ha mantenuto sempre il nostro maschile, quest'anno siamo riusciti ad arrivare a un terzo posto inaspettato, però certamente non voluto. Devo ricordare che questa squadra lavoriamo anche in Under 13 con la stessa formazione, a parte un paio di elementi, e stiamo lavorando molto bene, cerchiamo anche di arrivare il più in alto possibile anche con l'Under 13. Il quarto posto è andato invece al Cornedo, altra società molto importante nel volley maschile vicentino. Siamo una realtà che investe tanto sui giovani e i risultati si vedono, perché ogni anno siamo sempre in un modo o nell'altro nelle finali, protagonisti o meno. Si spera ogni anno di fare il meglio, quest'anno quarti, vuol dire che sì, l'impegno c'è stato, onore e merito alla terza classificata, ma non solo, anche alle altre squadre sono state decisamente superiori a noi e ci stava. Le finali di Under 14 maschile si sono giocate nell'impianto di Creazzo e proprio a Creazzo sta sorgendo un'altra palestra. Stiamo partendo con una palestra nuova che sarà costruita penso entro 12-13 mesi, con una capienza di 500 posti, e sarà omologata, diciamo, per i vari tipi di sport. E la società che ha ospitato le finali è il Volley Creazzo, sodalizio prettamente femminile, che sta aprendo le porte anche al maschile. Il Volley Creazzo è una società che dal 78 che è attiva nel comune, ha 150 iscritti circa, che va dal mini volley fino alla Serie D. Diciamo, tutto si sviluppa con una buona distribuzione dei numeri. La Serie D quest'anno è una prima esperienza che viene fatta, è un gruppo che sta lavorando bene, sta lavorando anche per la salvezza, però si sta impegnando e sta crescendo in maniera buona.